La nostra azienda nasce all'incirca negli anni '80, è cresciuta costantemente nel tempo sia come numero di animali allevati che superficie coltivata. L'indirizzo produttivo è quello delle vacche da latte e quindi i terreni vengono coltivati per la produzione delle risorse foraggere da utilizzare appunto per la loro alimentazione. Nei primi anni 2000, se non sbaglio, abbiamo abbandonato gli aratri per delle lavorazioni attraverso il ripero o comunque più superficiali, utilizzando soltanto anche dei frangizolle. Dal 2008 in poi c'è stata una svolta che ci ha portato alla conoscenza della semina su solo. All'epoca non c'era tantissima informazione, soprattutto tra gli allevatori, perché la comunicazione tra i centri di ricerca e noi era come interrotta. Quindi non neghiamo che nell'attuazione della tecnica ci fosse qualche problema all'inizio perché voleva messa a punto. Tramite poi la collaborazione con alcuni agronomi e dei viaggi che ci hanno permesso anche di vedere in che maniera venisse attuata questa tecnica nel resto del mondo, abbiamo cercato di perfezionarla e oggi, dopo 10 anni, siamo pienamente soddisfatti. Abbiamo riscontrato vari vantaggi. Uno ad esempio è la riduzione del carico di lavoro, perché per coltivare un ettaro abbiamo bisogno di minor tempo e di di conseguenza minori persone e macchinari. Minore persone, quindi minor costo in generale, ma un abbattimento del costo di produzione è dovuto principalmente all'abbattimento dei costi del gasolio, perché oggi, grosso modo, per seminare un ettaro di terra, contando il passaggio di diserbo, utilizziamo sui 15 litri per ettaro di gasolio, non oltre, cosa che con le tecniche tradizionali sarebbe impensabile. La scelta della seminatrice per attuare correttamente la tecnica è molto importante. Abbiamo generalmente due tipi, uno a dischi come la nostra, però anche all'interno di questa categoria ci sono delle differenze, e poi quelle comuni a falcioni. Quelle a falcioni hanno dei pro e dei contro ovviamente. Il pro può essere che in caso di formazione di crosta superficiale, appunto la piccola zappetta può fare un qualcosa nella rottura di questa crosta. C'è il contro che se il terreno è pietroso tende a portare in superficie anche le pietre. Quindi poi la scelta sarebbe troppo bello poter dire questa va bene e questa no. Ognuno deve valutare il terreno su cui andrà a lavorare e soprattutto l'utilizzo della cultura finale, perché uno mi può dire ma io pascolo, se mi tira fuori le pecore non è un problema. Allora in quel caso sì, la scelta delle zappette potrebbe essere anche valida, ma se l'intenzione è quella di tagliare per fare del fieno magari lo sconsiglierei.